Non serve certo un veggente per prevedere che nel futuro ci saranno sempre più anziani, che la gran parte di loro saranno soli e che la società dovrà prendersene cura. La prospettiva è drammatica e lo sottolineano gli addetti ai lavori che lanciano questo appello ormai da tempo. Ne sa qualcosa Roberto Volpe, presidente dell'Unione regionale delle istituzioni di assistenza. Questa popolazione che invecchia sono anziani soli, è la generazione dei boomer, è la generazione che ha più o meno un figlio per coppia, 2 su 3 saranno separati e quindi non avranno caregiver, per cui voi giornalisti vi abituerete a fare ogni giorno qualche breve notizia nel raccontare che più di qualche anziano è stato trovato solo a casa, morto magari dopo qualche settimana perché si è sentita la puzza nei pianerottoli. Anche se si volesse dare una risposta immediata alle tantissime richieste che galleggiano dei cassetti delle case di riposo del Veneto, e Bassano non è certo da meno, c'è un nodo da sciogliere, quello del personale. Il nocciolo del problema è la carenza di personale. Se oggi noi avessimo i 10.000 posti per accogliere i 10.000 anziani di lista d'attesa, non avremmo 7.000 operatori per dargli assistenza. Già oggi ne mancano 3.000, non si riesce a capire perché in questo paese, quando si parla di immigrazione guidata e utile, si debba fare una battaglia politica e quindi io non lo so dove andremo. Di certo questo, spero verrà ricordato, sarà il più grande problema di questo paese. Le strutture però ci sono e chi lavora nel settore dell'assistenza lo sottolinea. La popolazione sta invecchiando e abbiamo bisogno di queste strutture come bisogno primario. Quindi le strutture che noi abbiamo in questo territorio devono essere utilizzate in modo razionale nel migliore dei modi. Abbiamo strutture private, abbiamo strutture pubbliche. Potremmo anche avere degli esempi di strutture private e pubbliche. A Bassano l'esperienza è ben nota, è quella dell'ISAC. Una tradizione fortissima, un metodo che ha fatto scuola, che però oggi fa i conti con 200 posti liberi sui 300 disponibili a Villa Serena, dove è già iniziata una collaborazione proficua fra pubblico e privato. Il comodato d'uso della struttura scade però fra 2 anni e sono in molti ora che si rivolgono all'amministrazione di Nicola Finco per sapere che intenzioni ha il comune. Pare che la volontà di dismettere Villa Serena stia maturando in una direzione completamente diversa per rispondere alle esigenze ormai imminenti della città e del territorio. Ma è necessario che Finco batta un colpo, ora.